Quali gli obiettivi con cui iniziare questo nuovo anno? Qual è il consiglio che ha dato ai giovani oggi? Ai giovani oggi ho dato il consiglio di continuare ad impegnarsi come hanno sempre fatto. Noi siamo orgogliosi dei nostri alunni perché grazie anche alla professionalità dei docenti si impegnano costantemente e i risultati si vedono anche nei voti che hanno conseguito alla maturità scientifica di quest'anno. Infatti oggi, oltre a iniziare l'anno scolastico, abbiamo voluto consegnare, come facciamo tutti gli anni, dei riconoscimenti a quelli che hanno avuto nelle prove d'esame di Stato 100 e lode. Lo facciamo proprio il primo giorno di scuola perché sia ad esempio e di sprono a tutti gli altri ragazzi. Quanti ragazzi hanno scelto Leonardo? Come sono andate le iscrizioni? Le iscrizioni sono andate in maniera eccellente come sempre, il totale dei nostri alunni è 1422 alla data di oggi, sono divisi su 3 indirizzi, quindi lo scientifico tradizionale, scientifico scienze applicate e il linguistico. Abbiamo avuto ancora una volta un aumento enorme nel linguistico, quello forse che ha più scelte da parte dell'utenza del nostro territorio. Un augurio ai ragazzi per questo inizio di anno scolastico, non solo a chi parte oggi con questa avventura ma anche a chi quest'anno avrà gli esami di maturità. L'augurio è stato lo stesso per entrambi, un nuovo concetto antropologico che è quello della restanza, cioè la capacità, la caparbietà di voler investire sul territorio. Oggi è più facile partire che rimanere e i ragazzi oggi con la scuola devono imparare a sognare, devono imparare a programmare e attraverso i loro programmi costruire un progetto serio per la loro vita, ma un progetto che possa avere le radici per fare crescere questa terra e farlo uscire fuori dalla mediocrità che tante volte ci contraddistingue e che purtroppo forse gli adulti abbiamo consegnato. Com'è andata questa giornata di accoglienza? È sempre un'emozione vedere i nuovi iscritti al primo suono della campanella? È un'emozione ma è una faticaccia, farli entrare in ordine, farli entrare ognuno nelle proprie classi, organizzarli, chiamare all'appello, organizzarli qua in palestra, però è una soddisfazione poi alla fine perché poi ci riesce sempre. Abbiamo fatto la consegna ai ragazzi dell'attestato, quelli di quinta, quelli che hanno preso 100 e 110 lode e poi i ragazzi aspettano qualcosa di particolare, questo input particolare che è arrivato, sono contenti, e stanno rientrando in classe e ora ecco, da domani in poi inizieremo il vero anno scolastico.